È stato abbattuto anche l'ultimo simbolo, per quanto mi riguarda, della vertenza Vinyls. L'unica vertenza che forse negli anni ha avvicinato anche un po' la cittadinanza a questo territorio all'interno del petrolchimico. Ha avvicinato la cittadinanza facendo capire ai cittadini che il petrolchimico non è quella bestia nera che tutti avevano additato, ma appunto che ha dato da lavorare anche a tantissime persone, semplici operai in primis e decine appunto di migliaia di persone. L'abbattimento dell'ultima fiaccola che era rimasta in piedi per noi sicuramente, per me almeno personalmente, ha il suo significato, oltre che il significato della protesta. Io ci ho lavorato in quella fiaccola, ci ho fatto anche le analisi quando gli impianti funzionavano. Adesso aspettiamo però la riconversione a questo punto. Si sono abbattute le ultime cose che riguardavano, chiamiamolo, vecchio petrolchimico. Adesso però aspettiamo la rinascita del petrolchimico. Tante promesse, tanti tavoli ministeriali, tante promesse da parte anche dell'Ente Nazionale Idrocarburi, che si parla sempre di riconversione, di chimica verde. La chimica, ci hanno sempre detto, è strategica per il nostro territorio. Ora aspettiamo una reindustrializzazione seria che dia sempre da lavorare alle persone. Vorrei ricordare anche che la chiusura della Vinyls non è stata una chiusura per mancanza di mercato, perché il PVC, come in Italia e in tutto il resto del mondo, continua a servire. La nostra è stata, e questo lo sappiamo, una chiusura politica. Adesso in Italia non c'è più nessuna fabbrica che produce PVC e quindi io mi auguro che si siano abbattute sì le torri, ma che questo invece sia il momento della rinascita per il nostro territorio e il nostro territorio industriale.